Bentrovati in diretta ore 13 con noi l'avvocato Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale. Ben trovato innanzitutto. Grazie. Allora, verso il 10 febbraio, questo è il titolo ovviamente di questo appuntamento di ore 13, come sempre lo sapete il giorno del ricordo verrà seguito in diretta da Tele4 come ogni anno alla foiba di Basovizza. Oggi siamo qui a parlare della marcia di avvicinamento a questo appuntamento annuale e a proposito questo pomeriggio alle 17:30 la Lega Nazionale ricorda la figura di William Klinger, storico assassinato a New York 10 anni fa. Chiedo subito al presidente Sardos Albertini qual è stato il contributo di Klinger nella narrazione della storia delle nostre terre e come avrebbe potuto proseguire se la sua vita non fosse stata brutalmente interrotta. Ma io ritengo la figura di William Klinger una figura importantissima. Personalmente è stato lui a farmi capire il senso vero di quanto è successo con le foibe e con l'esodo. Lui ha scritto un lavoro, l'avevamo noi promosso e incoraggiato, dedicato a Tito e in particolare ai servizi di Tito, all'Osna, la storia dell'Osna. E analizzando questa sua storia dell'Osna mi è stato chiarissimo la lettura di quegli eventi, perché era non frutto di fenomeni spontanei, di reazioni, era la lucida applicazione di un progetto, il progetto della rivoluzione comunista. Tito voleva realizzare una rivoluzione comunista, lo ha fatto con lo strumento tipico di tutte le rivoluzioni comuniste, cioè il terrore rivoluzionario, e lo ha applicato questo terrore in quest'area con le foibe, a danno degli italiani, ma a danno degli sloveni e dei croati, perché erano loro i destinatari di questo terrore comunista con cui costruire la nuova Jugoslavia. Ecco, questa lettura fornitami da Klinger mi ha reso evidentissimo quanto è successo e anche la questione dell'esodo, sempre da Klinger ho appreso che la preoccupazione di Tito era di mantenere le conquiste territoriali realizzate con la guerra. Significava evitare che potesse succedere quanto accaduto dopo la Prima Guerra Mondiale, e cioè che ragioni etniche mettessero in discussione i confini, che si dicesse quell'area non appartiene a quello Stato e così via. Per prevenire questo problema, per prevenire in particolare che a guerra finita ci si ricordasse che l'Istria era italiana come etnie, ha pensato bene di cambiare la situazione etnica e ha usato della pulizia etnica che non rientrava tra i suoi obiettivi, perché per Tito che si fosse italiani, sloveni, croati o di qualsiasi altra etnia era assolutamente indifferente. Per lui l'unica categoria vera era i nemici del popolo che andavano combattuti. Ma ha pensato bene di applicare la pulizia etnica a danno degli italiani per far sì che sorgessero dei problemi dopo la guerra. Ed è significativo, e questo che a me aveva meravigliato, che mentre Cardeli e Gilas hanno confermato venivano mandati in Istria per cacciare gli italiani, contemporaneamente Tito in quella stessa epoca faceva venire da Monfalcone 20.000 italiani comunisti a lavorare nei suoi cantieri. Erano quelli anche italiani, ma quelli venivano anzi fatti venire. Poi saranno degli sventurati perché quando Tito entrerà in guerra con Stalin non saranno più i comunisti che andavano a edificare il nuovo paradiso, ma saranno degli comiformisti e quindi finiranno a Goliotto, ma quello è un'altra vicenda. Però anche questa logica dell'esodo come strumento per garantirsi le frontiere era emersa, a mio giudizio, proprio dai lavori di William Klinger e per me era stata illuminante per capire. Ma questo uno e tanti altri temi, era veramente uno storico con una genialità fuori dal comune per la sua capacità di guardare i problemi storici, senz'altro analizzando, raccogliendo i documenti, aveva una prodigiosa cognizione di lingue, conosceva italiano, francese, tedesco, inglese, russo, sloveno, croato, insomma aveva 8 lingue che le conosceva perfettamente, quindi bazzicava in tutti gli archivi di questo mondo.
ma oltre che raccogliere i dati, su questi dati poi aveva la capacità di ragionare sopra, di capirli, di intuire i meccanismi della storia, e in questo dava veramente la sensazione di uno storico di alto livello. Averlo perso è stata una perdita gravissima. Oltretutto era un ragazzo da un punto di vista umano che si faceva veramente voler bene, una specie di vulcano come personalità e quindi piacevolissimo, ma con questa genialità. Diciamo che ha in qualche modo fatto capire la strategia sopra la tragedia, diciamo. Esatto, così. proprio perché lui alzava il tiro nella ricerca e cercava di capire. In qualche maniera io poi più volte ho parlato del metodo Klinger, che mi ha aiutato anche in altre circostanze, anche su ricerche non propriamente sue. Ad esempio, capire quanto è successo e cosa è successo nel 1953, per me è stato possibile proprio, l'ho scritto più volte, utilizzando il metodo Klinger, che mi ha permesso di individuare che il fattore determinante è stata la morte di Stalin. Muore Stalin e quindi Tito si comporta in un certo modo che ha i suoi riflessi su Trieste, e il risultato alla fine è il ritorno di Trieste all'Italia, ma andando all'origine, alla morte di Stalin. Ecco, questo era il metodo Klinger, non fermarsi all'apparenza, ma cercare più in alto. Certo. Allora, sul 10 febbraio di solito non c'è un tema per la commemorazione, ma si possono individuare, diciamo così, degli orientamenti per l'approccio a questa vicenda. Ma io posso dire quello che sarà un po', ma credo anche per diversi altri, un tema dominante. Siamo il 10 febbraio del 25. Sono passati 80 anni da la tragica primavera del 45. In particolare da quel momento traumatico per la storia di Trieste, che sono stati i 52 giorni nei quali Trieste ha vissuto l'esperienza di essere diventata Jugoslavia, l'esperienza segnata dalla scomparsa, ed è un dato su cui merita far mente locale, perché in qualche maniera siamo abituati a darlo per scontato, ma in poco più di un mese 4.000 famiglie triestine hanno perso un loro congiunto. È una cosa allucinante, incredibile, non c'è niente di confronto. Posso essere, sì, c'è un terremoto, c'è un qualcosa di questo genere e muoiono anche 4.000 persone e sono tantissime, ma ad opera della mano umana 4.000 persone, non un bombardamento come no, uno per uno che andavano prelevati per le case, portati, vieni che dobbiamo controllare i documenti, e non tornavano più. Quindi è una cifra veramente impressionante che ha segnato, a mio giudizio, in maniera determinante lo stato d'animo dei triestini per tutti gli anni successivi. Gli anni successivi erano in maniera implicita per lo più, ma erano segnati dalla domanda: e se tornano i titini? Questa era la preoccupazione. Certo. Proprio William Klinger aveva trovato nelle sue ricerche che nel 1947 Tito aveva in animo un colpo di mano su Trieste. Parlava addirittura con Gillas di un'operazione sul tipo di quelle di D'Annunzio per Fiume, voleva farlo su Trieste. E William sempre aveva trovato la documentazione, c'è a un certo punto un ordine di Tito che dà il via, siamo nel marzo mi pare del 47, a questa operazione, e la prima brigata proletaria attraversa il confine. Poi in contatti frenetici con Belgrado arriva il contrordine e ricevono l'alt e rientrano. Non è casuale perché pochi mesi dopo Tito sarà espulso dal Cominform. Quindi Tito era pronto a questa operazione, poi ha avuto percezione di cosa stava succedendo nei confronti di Stalin, ferma tutto, perché a quel punto subentra in lui, anche questo William l'aveva ampiamente riscontrato, il vero e proprio terrore dell'arrivo dell'Armata Rossa. Tra l'altro mi è venuto in mente, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, di come proprio 80 anni fa è un ottantennale che ci parla da una parte della chiusura di Auschwitz e dall'altra parte della tragedia di Trieste, come la storia proprio 80 anni fa visse alcuni dei suoi momenti di svolta e più drammatici insieme in Europa. E d'altra parte, in qualche maniera una conferma di questo è che immediatamente a chiusura o in coincidenza con questa fase scatta quella nuova situazione che sarà definita la cortina di ferro, che avrà in Trieste uno dei suoi punti fondamentali. Certo. Parlando invece di sviluppi futuri relativi proprio
al giorno del ricordo. Io so il suo impegno da sempre anche per portare le scolaresche, gli studenti al giorno del ricordo, ma comunque a visitare la foiba di Basovizza, anche se ovviamente in quella giornata, siccome ci sono ancora dei testimoni, dei parenti, dal punto di vista anche emotivo, poi magari sia un ricordo diverso. Sì, però in realtà l'effetto ormai da diversi anni di quella giornata è sicuramente di una enorme presenza di partecipanti. Cioè io ho un ricordo così proprio visivo di come in questi 20 anni sia cresciuta la presenza. Ricordo quando ho cominciato a seguire queste manifestazioni ed eravamo nell'89, quindi ormai tanti anni fa. Erano manifestazioni... L'anno del muro, tra l'altro, proprio della caduta del muro. Quindi esatto, erano manifestazioni quasi private. Era Lega Nazionale che le organizzava, tra l'altro ovviamente non nel giorno del ricordo che non esisteva, certo, ma lo si faceva in prossimità del 12 giugno, il giorno nel quale Trieste si è liberata da questa occupazione jugoslava. Ed c'erano i familiari, c'erano le associazioni, ma niente di più. È stato anzi per me un motivo di notevole soddisfazione, è giusto ricordarlo, con il sindaco dell'epoca Franco Ricchetti. A un certo punto sono andato a parlare e ho detto: ma perché il comune non partecipa? E ho detto: sì, hai ragione. E da quel momento è diventata una cerimonia pubblica per il coinvolgimento del comune, ma era un salto di qualità. Al confronto la cerimonia di Basovizza ormai è diventata decisamente la cerimonia più importante di tutte quelle che si svolgono in Italia e non solo in Italia per il giorno del ricordo. In particolare dopo l'ultima visita dei due presidenti, Mattarella e Pacor, a mio giudizio la foiba di Basovizza ha avuto un salto di qualità, cioè è diventato non più solo uno strumento, un monumento nazionale per ricordare gli infoibati italiani, ma è diventato uno strumento internazionale che ricorda al contempo anche le vittime slovene e quelle croate. Quindi è un momento che celebra tutte le vittime di questa stessa tragedia. In questo senso, come Lega Nazionale, il 14, quindi il venerdì successivo alla cerimonia della foiba, abbiamo un convegno proprio dedicato, intitolato "Una sola tragedia e tre popoli", italiani, sloveni e croati. Si parlerà di quanto è successo da noi, di quanto è successo in Slovenia, quanto è successo in Croazia. Si parlerà soprattutto di quei tre beati che io più volte ho ricordato: Don Bonifacio, sacerdote italiano, Lojze Groze, un ragazzo sloveno, e Don Bulesic, un sacerdote croato. Tutti e tre assassinati come nemici del popolo, tutti e tre proclamati dalla Chiesa Cattolica beati, proprio perché martiri, beati martiri del comunismo. Ecco. Sono tre figure che in qualche maniera simboleggiano la lettura vera di questa vicenda. Giustamente ricordava quel giorno che ebbi la fortuna di commentare in diretta proprio quella stretta di mano tra Mattarella e Pacor. L'ultimo passo da fare, il presidente croato alla foiba di Basovizza? Certo, ecco, in realtà il fatto è che da noi, dopo la legge del ricordo, parlare di questo argomento è diventato possibile. Non lo era sempre. Io ricordo sempre nel 91, quando c'è stata la visita del presidente Cossiga alla foiba, che è stato si inginocchiò, no? E che chiese scusa. Sì. No? Ecco, è venuto a chiedere scusa, si è inginocchiato, chiedere scusa a nome degli italiani, aggiungendo: avrei voluto venire prima, ma non me l'hanno permesso. Quella pseudocultura democratica mi ha impedito di fare quello che era doveroso. E ha concluso: altro che liberazione. Ecco, in Italia quella era la situazione e c'è stato bisogno di una legge nel 2004 perché si incominciasse a aprire. In Slovenia e in Croazia siamo ancora in quella situazione di parziale silenzio, non è totale come lo era fino al 91, fin quando c'era la Jugoslavia, però fa difficoltà ancora ad essere resa esplicita questa tematica. A seconda delle fasi, in Slovenia la fase in cui c'è Janša al governo, i discorsi sono aperti e espliciti, dopodiché si rinchiudono. In Croazia c'è un alternarsi. Questo per dire che da parte croata probabilmente
non si è utilizzato una finestra come è stato possibile farlo con Paco, ma prima o dopo si arriva, perché quando la Croazia ha avuto centinaia di migliaia di massacrati a fine guerra, non è possibile dimenticarsene. Questo è un punto, è un fatto talmente clamoroso che deve essere ricordato, e lo si fa venendo alla foiba di Basovizza e trovandosi tutti insieme, italiani, sloveni e croati, a ricordare queste povere vittime del terrore comunista di Tito. Chissà che non sia, diciamo così, la prospettiva buona per farlo nel 2026, chissà. No? Ma io sono sicuro che il sindaco di Piazza ha in testa questo obiettivo, e siccome mi fido degli obiettivi che Roberto Di Piazza si propone, so che ci arriverà. Quindi dice che insomma, prima, tra l'altro il termine anche del suo mandato, chissà che non si concluda proprio con questa cosa a cui tiene particolarmente, lo so, dopo il concerto di 3 presidenti, 2 presidenti in foiba, insomma, che possa essere quella diciamo, la chiusura, non chiusura, ma insomma l'apice di un percorso molto molto importante. Grazie all'avvocato Albertini per essere stato con noi. Vi ricordo ancora 17:30, appuntamento aperto? 17:30, sì. Alla Lega Nazionale. Lega Nazionale, benissimo, quindi per chi è interessato, questo pomeriggio 17:30. Allora, noi ci vediamo tra poco, saremo in diretta nel telegiornale con Bernardo Gulotta, che ha intervistato poco fa il presidente della regione Fedriga sul piano oncologico del Friuli Venezia Giulia, di cui tanto si è dibattuto, è arrivato il parere favorevole in Consiglio regionale, ora oggi dovrebbe esserci anche qualche spiegazione in più su come si procederà in Friuli Venezia Giulia su questo fronte sanitario quanto mai importante. Pubblicità e torniamo. Bentrovati con il telegiornale meridiano di Tele4. In primo piano c'è ancora il piano oncologico del Friuli Venezia Giulia. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la politica interna sia del centrodestra che del centrosinistra, i distinguo fatti da Pordenone, il voto contrario del comune di Gorizia al Consiglio delle Autonomie Locali, poi è arrivato il voto sul parere in Consiglio regionale, approvato a maggioranza ma anche con 3 voti favorevoli dell'opposizione, quelli del PD di Martinez e Cosolini e quello di Bullian di Patto per l'Autonomia, tema che ha un po' spaccato invece anche il centro-sinistra. Oggi sul tema hanno parlato in conferenza stampa a mezzogiorno il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Per noi c'era il nostro Bernardo Gulotta, la conferenza stampa è appena terminata, è all'esterno del Palazzo della Regione in Piazza dell'Unità d'Italia e in collegamento con noi proprio Bernardo Gulotta nel nostro telegiornale. Possiamo tranquillamente dalla regia dargli la linea in modo diretto, perché vedo che c'è qualche diciamo così cosa da perfezionare con l'auricolare. Dategli la linea in modo diretto così lui può fare il suo intervento e poi sentiremo le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, quindi Bernardo può partire proprio in questo momento. Sì, dunque ben trovati, noi siamo all'esterno del Palazzo della Presidenza della Regione, da poco è terminata la conferenza stampa del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che hanno parlato del piano oncologico regionale ROR, la rete oncologica regionale che è stata approvata e che quindi ha vissuto anche di una serie piuttosto lunga, non solo da un punto di vista tecnico di accorgimenti che sono stati apportati nel corso della stesura di questa nuova programmazione, ma anche da un punto di vista politico. Il Presidente Fedriga ne ha parlato come un risultato storico, così anche poi ha ribadito l'assessore Riccardi, per la portata di una pianificazione, di una riorganizzazione dell'oncologia del Friuli Venezia Giulia. Citando proprio il Presidente della Regione, ha detto si prende per mano il cittadino che si deve rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche per problemi legati
proprio ai reparti di oncologia, e lo si guida attraverso un percorso che altrimenti da solo in una programmazione passata lo avrebbe costretto a doversi arrangiare, sbattere da una parte all'altra della regione per trovare le strutture più idonee. Anche l'assessore Riccardi ne ha parlato con cenni di favore, di ottimismo per quella che è stata la programmazione portata avanti nel tempo, anche in virtù di quelle che sono state le dialettiche politiche molto accese sia in maggioranza ma anche in opposizione per arrivare all'approvazione di oggi. Andiamo a sentire allora proprio le parole del Presidente della Regione Federica, che ha parlato con noi poco fa e ha risposto alle domande relative alla rete oncologica regionale e anche, su domanda di alcuni altri colleghi, di questioni che in verità c'entrano di meno, ovvero quelle legate al terzo mandato. Sentiamo Federica. Sì, devo dire che i confronti è stato propositivo perché si va sempre verso percorsi migliorativi. Devo ringraziare anche una parte di opposizione che in modo molto responsabile ha guardato all'interesse collettivo e non all'opportunismo di parte. A questo punto ci saranno confronti della parte tecnica, quello è uno dei punti che avete messo come condizione per chiudere l'accordo, cioè che la politica non entrasse in questioni tecniche. Sì, già nel documento iniziale della ROR è previsto che il coordinamento oncologico regionale adesso faccia tutti gli approfondimenti e valutazioni, anche per esempio nei numeri, che qualcuno ha contestato, ma sono numeri oggettivi, ma è giusto che lo facciano perché è una competenza della parte tecnica. Dopodiché abbiamo aggiunto nella delibera di fatto la presenza dell'università all'interno del CRODI Aviano, che riteniamo un'eccellenza non del Friuli-Venezia Giulia ma nazionale. E infine abbiamo stralciato la tabella così proprio da rendere anche la discussione all'interno del coordinamento la più oggettiva possibile. Il terzo mandato, avete rinviato la questione oppure no? È un tema che è stato discusso in maggioranza. Io, come nello scorso mandato, sui temi di carattere elettorale ho sempre cercato di fare un passo indietro perché è giusto che sia il Consiglio a decidere, però anche sul terzo mandato e non solo sul terzo mandato è fondamentale che sia il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, perché questa è una nostra competenza e quindi vuol dire anche salvaguardare l'autonomia. Si può dire sì al terzo mandato, si può dire no al terzo mandato, ma deve farlo il Consiglio regionale. Si sono letti titoli e articoli in cui si parlano di possibili dimissioni del Consiglio per evitare che scatti il secondo mandato, sono ipotesi reali? L'ho sentito tutti i tipi, evidentemente chi lo scrive oltretutto non ha letto neanche perfettamente la norma elettorale, perché un presidente che si dimette non può ricandidarsi anche se lo fa prima di 2 anni, 6 mesi, un giorno, solo se viene sfiduciato. Okay. Presidente, rimane, ritornando alla ROR, un problema quello legato al personale, c'è una fuga di specialisti, c'è una difficoltà a reperire nuove figure. In questo va in qualche modo il nuovo piano della rete oncologica va in qualche modo a cercare di coinvolgere anche questa dinamica? Intanto devo dire che è un fenomeno che si vede in tutta Italia e che colpisce purtroppo anche il Friuli-Venezia Giulia, anzi devo dire tutta Europa. La ROR come può migliorare tutto questo? Che andando a istituzionalizzare dei percorsi e chiarire anche l'operatività delle singole unità può essere maggiormente attrattiva, perché aumentando la casistica non è soltanto una questione di stipendi e l'attrattività, ma anche della casistica, e questo può sicuramente favorire l'attrattività di professionisti. Ecco, lei diceva prima che, per sintetizzare, benché sia un tema molto complesso, il punto di partenza è il territorio, quindi da lì si prende per mano il paziente all'interno di un nuovo piano che non lo fa sbattere di qua e di là, ma lo riesce a indirizzare verso il giusto percorso. Oggi, se una persona purtroppo si ammala per esempio di una patologia oncologica, troppe volte, tante volte non ha un percorso chiaro, o magari all'interno di una rete informale di professionisti, il professionista che lo prende gli dà un consiglio o lo accompagna, o è lo stesso paziente che va a cercare il posto magari dove vede che sono più bravi ad operare, dove ci sono più operazioni, dove c'è una maggiore specializzazione. Questo non può più essere. Cosa prevede la rete oncologica regionale? Che nel presidio a quale si rivolge il paziente venga preso in carico e venga seguito da quel presidio. Dopo, se c'è necessità per un particolare tipo di intervento di doversi spostare in un altro presidio, verrà spostato in quel presidio, verrà seguito, ritornerà nel presidio, ma tutto seguito dal primo approccio che ha avuto col sistema sanitario. Questo per tutelare soprattutto i più deboli, perché oggi chi si può permettere di scegliere di viaggiare, di andare in altre regioni, addirittura in altri stati in alcuni casi, lo può fare, ma noi dobbiamo tutelare tutti i pazienti allo stesso modo, anche i più deboli, e a tutti dobbiamo migliorare il servizio.
Allora andiamo a sentire ora invece, sempre sul piano oncologico del Friuli Venezia Giulia, perché alcuni esponenti del Partito Democratico, quindi di opposizione, come Roberto Cosolini, già sindaco di Trieste, ha deciso di votare sì. Lo ha detto ieri sera il nostro Ferdinando Avarino nel salotto di Ring. Un voto del gruppo di astensione fosse un voto che da un lato teneva insieme le posizioni che riconoscevano più aspetti positivi al piano con le posizioni che riconoscevano maggiori criticità. Un po', chiamiamola pure una mediazione, ma la politica è fatta anche... Cioè lei avrebbe preferito che il PD, i rappresentanti in commissione del PD, tutti insieme piuttosto si fossero astenuti, che è la via di mezzo tra chi era a favore e chi era contro, invece si è andati sparsi. Tutti i componenti del PD, articolando la nostra posizione come abbiamo fatto negli interventi, dessero un voto di astensione, ovvero un voto di fiducia sul fatto che questo percorso partisse, con evidentemente l'attesa di vedere risposte alle criticità che avevamo rappresentato. Questa era del resto l'opinione prevalente anche emersa nelle riunioni che noi abbiamo fatto, coinvolgendo anche i colleghi che non fanno parte della commissione. Poi i commissari, siamo in 5, si sono ritrovati prima del voto, chiedendo alcuni minuti di pausa agli altri colleghi e alla commissione. E in quella discussione è emerso che alcuni colleghi comunque invece intendevano dare un voto negativo. E quindi non c'è una storia. Non condividendo il voto negativo, mentre avrei condiviso appunto il voto di astensione come voto di mediazione, anche la mia diventava una scelta personale a quel punto. Positiva. Perché ripeto, non è un piano a cui, per le ragioni che ho detto, io darei un voto di 8. Ma do a questo piano, pur con tutti i suoi limiti, la sufficienza, un giudizio di partenza sufficiente. Allora, da qui il mio voto. Bene, allora ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico, viabilità e quant'altro con l'amico Gurtner. Buongiorno e ben trovato. Mentre togliamo la grafica del piano oncologico e ci spostiamo invece sul fronte della Polizia Locale. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Per quanto riguarda la giornata odierna, diciamo tranquilla, ordinaria amministrazione, fortunatamente nessun incidente particolare. Abbiamo dato assistenza questa mattina intorno alle 8:30 al 118 per un loro intervento per una persona malorata in via del Farnetto all'altezza del C24, ma la situazione poi si è risolta diciamo in una ventina di minuti. Per quanto riguarda lavori, non sono previsti lavori nella giornata. Domani invece ci sarà il ripristino della linea tranviaria Trieste-Opicina, quindi ci auspichiamo di non trovare veicoli in sede tranviaria tra piazza Dalmazia e l'innesto sulla funicolare. Già dalle 6:45 ci saranno appunto i primi viaggi e saremo presenti per dare assistenza eventuale agli operatori del tram. La linea 2 Barrata, che faceva capolinea nell'area del tram a Opicina, è stata spostata di fronte al Barvatta, per capirsi, quindi anche per chi eventualmente usufruisce di quel servizio a Opicina faccia attenzione perché hanno cambiato il capolinea. Alle 13:30 oggi saremo presenti in piazza Dalmazia perché devono ovviamente mettere in ordine l'impiantistica semaforica per il tram e quindi ci saranno 10-15 minuti di interruzione del semaforo con personale nostro sul posto a fare viabilità. Altre cose non avrei da dire. Benissimo, grazie a Paolo Gurtner. Ne approfittiamo per spiegarvi che domani mattina Sveglia Trieste inizierà 10 minuti prima, ovvero alle 6:50. Perché? Proprio per la ripartenza del tram di Opicina, che seguiremo in diretta con il nostro Umberto Bosazzi, che si farà 2 o addirittura 4 corse a bordo, salita e discesa, sentendo le persone che saranno a bordo per i viaggi inaugurali e per gli altri, insomma vivendo questa che di fatto sarà una giornata di festa per la città, perché dopo anni
8 esattamente, riparte il tram di Opicina. Ricordiamo, per chi volesse domani salire a bordo, che la prima partenza è fissata per le 6:53, noi saremo già in diretta da Piazza Dalmazia. La seconda, sempre da Piazza Dalmazia, è programmata alle 8:19, poi alle 9:45, 11:11, 12:37, il resto degli orari sul sito della Trieste Trasporti, dicendovi però che l'ultima corsa della giornata del tram partirà alle 19:47 con arrivo previsto a Opicina alle 20:18. Per la tratta di ritorno, quindi dal Bar Vatta di Opicina, come giustamente diceva l'amico Gurtner, la prima corsa in discesa da Piazzale Monterey è prevista alle 7:43, l'ultima corsa sempre in discesa è prevista alle 19:11. Vedremo cosa il nostro Umberto Bosazzi troverà, raccoglierà, racconterà a bordo del tram di Opicina. Domani in diretta a Sveglia Trieste dalle 6:50, diverse corse, salita e discesa, vedremo insomma cosa succederà. Vi ricordo anche che questa sera invece alle 21:10 torna l'appuntamento con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Francesco Russo del PD, Riccardo Laterza di Adesso Trieste, Mirko Martini di Civica Idea Giuliana e Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Parliamo invece ora della polizia stradale, dei nuovi controlli con il nuovo codice della strada, dei nuovi mezzi che hanno a disposizione, che entreranno in servizio per la prima volta in occasione di Gorizia, Nuova Gorizia 2025, che inaugura il prossimo sabato. Questa mattina il nostro Gianluca Paladini insieme a Alessandro Carelli è stato a bordo a lavorare, tra virgolette, assieme agli uomini della stradale. Il primo impegno sarà appunto quello previsto per l'8 di febbraio per l'inaugurazione di Go 2025. Nuove automobili in dotazione alla Polizia Stradale di Trieste. Ecco le Alfa Romeo Stelvio 2002 Q4 con motore da 210 cavalli a trazione integrale, presentate oggi nel piazzale davanti all'ingresso del castello di Miramare. Veicoli destinati a pattugliare le autostrade della regione con la prima missione in occasione di Go 2025. Non solo le nuove auto, presentate anche le rinnovate e tecnologicamente potenziate strumentazioni per i controlli su strada. Caratteristiche molto avanzate dal punto di vista tecnologico, un precursore per la sostanza alcolica, l'etilometro che come vedete è diventato di ridottissime dimensioni rispetto a quelli di qualche anno fa, il drogometro particolarmente attuale come strumento, e questo riesce ad analizzare 5 principi attivi, 5 sostanze stupefacenti a base salivare, cioè si campiona la saliva che è un ultrafiltrato del sangue, quindi dà lo stesso effetto fondamentalmente che l'analisi sanguigna. Questo è un software di riconoscimento dei dati del tachigrafo, la scatola nera del camion, indica quali sono i tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali e per la polizia stradale è fondamentale. Una DIMA è il nuovo sistema di rilevamento degli incidenti stradali. Abbiamo abbandonato il gesso e la cordella metrica e usiamo un sistema informatizzato. Strumenti resi necessari per gestire al meglio i controlli potenziati in virtù delle nuove regole del codice della strada. Il controllo di polizia stradale è parallelo alle modifiche normative. Noi dobbiamo necessariamente essere al passo, oltre che dei fenomeni sociali e della circolazione stradale, anche della normativa che cambia. Bene, allora ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie e servizi. Seconda parte del nostro telegiornale meridiano. Legambiente ha reso noto i dati relativi a un monitoraggio condotto sulla qualità dell'aria fra novembre e dicembre. I dati sono in netto miglioramento rispetto a quelli del marzo dello scorso anno, pare con tutta probabilità grazie al forte vento che ha spirato in questi mesi su Trieste. Prossima campagna a fine primavera. Umberto Bosazzi. Bisognerà attendere il prossimo rilevamento, i cui dati verranno resi noti non prima di giugno, per avere un'idea più completa sullo stato dell'aria che si respira in città. Oggi Legambiente ha comunicato i risultati del monitoraggio effettuato dal 15 novembre al 15 dicembre dello scorso anno e sono numeri che così vanno raffrontati con quelli del sondaggio precedente relativo a marzo 2024. Nel primo caso era uscito fuori una situazione non bella perché la maggior parte dei campioni superavano i limiti ammissibili di 40 microgrammi per metro cubo.
In questa seconda campagna apparentemente i risultati sembrano ribaltati, no? Sono, nel senso che la maggior parte dei valori rientrano entro la norma, c'è solo un campione che va fuori, sembra Via dell'Istria. Il miglioramento netto, un anno fa gli sforamenti hanno interessato il 74% dell'intero campione, potrebbe essere attribuito anche alle condizioni meteo, caratterizzate in quel periodo da un forte vento. In ogni caso, i limiti stabiliti dall'Unione Europea e quelli raccomandati dall'OMS risultano comunque superati, in un caso per il 73% dei campioni, nell'altro quasi in tutti i campioni. Alla campagna di monitoraggio hanno aderito 55 iscritti a Legambiente. Ogni nostro iscritto, simpatizzante, eccetera, ha ritirato un tubo che è stato esposto per un mese, dal 15 novembre al 15 dicembre, dopodiché il tubo è stato inviato a un laboratorio di analisi certificato e i risultati sono arrivati. Presentando i dati, Legambiente ha ribadito di non volersi contrapporre in alcun caso al lavoro di rilevazione effettuato dall'ARPA. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini in una valutazione responsabile delle proprie condizioni di vita. E proseguiamo per parlare della Pallacanestro Trieste. Domani in casa, ore 20:30, sfida a chiave in ottica playoff contro Tortona. Trieste è settima, Tortona è ottava, sono a pari punti. C'è anche il tema della differenza canestri da mantenere, esattamente come nelle ultime due sfide, dove una volta Trieste l'ha mantenuta, l'altra l'ha persa invece nell'ultima giornata a Milano, in una classifica della Serie 1 che è sempre più corta e avvincente sia in proiezione playoff che in proiezione delle Final 8 di Coppa Italia, a cui la squadra di coach Christian, che ora sentiamo, prenderà parte. Yeah, you know, statistically, our two teams are so similar in almost every stat, which means it's going to be an incredible challenge, an incredible game on Saturday when you have two teams that both value a style of play and a way to attack it. I think one of the biggest areas for us and for them is just going to be who sets the tone defensively. You know, both teams play at about the same pace and thrive on creating easy opportunities. The better defensive team, the better rebounding team. You know, we're one of the best offensive rebounding teams in our league. We need to hold that advantage against them. Sarà una 18ª giornata di importanza capitale per la Pallacanestro Trieste, che dovrà vedersela in casa contro la Bertram Tortona, con cui si trova appaiata in classifica a quota 20, con differenza canestri a favore di soli 3 punti da difendere. Finì 82-85 all'andata. Baldasso, Kamagate e Wims furono i migliori per la formazione di De Raffaele all'andata, quando Trieste vinse grazie alla coppiata Ross-Valentine, ma più complessivamente è un turno di campionato che determinerà molto in prospettiva playoff, dallo scontro al vertice fra Trento e Trapani al match fra Virtus e Venezia, che potrebbe rilanciare definitivamente i lagunari in caso di un colpo in terra bolognese, insidiando le posizioni di classifica proprio di Trieste e Tortona. Coach Christian confida molto nel pubblico del Palatrieste e nei suoi playmaker per portare a casa la sfida di domani sera alle 20:30. Our environment is always so electric. You know, it gives us such a lift when we're at home. You know, we've made a focused effort on making sure we play our best at home and giving ourselves the opportunity to do that. You know, we're going to need our fan support, and we're going to need ourselves being our very best. You know, obviously a hugely important game because of the tiebreaker situation, but also for us, we just really want to be playing good basketball, and I think that's important for us, playing at our best. Not just being at our best and our best required, but playing at our best all the time. We have not done that consistently yet, but that's there for our team. Our point guard play and the way that they can move the ball and the way they can create and organize our team, that's there for our team. I'm looking forward to watching that be really consistent and then watching everybody really be elevated because of the outstanding play of our backcourt. Allora, ieri pomeriggio è stato fatto il punto in un incontro aperto alla stampa sull'utilizzo di 3 escavatori elettrici utilizzati per gli interventi in Portovecchio Portovivo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.
Adriacos è una delle ditte incaricate dei lavori in Portovecchio Portovivo. Per quanto di sua competenza, l'impresa di costruzioni con sede a Latisana ha operato utilizzando 3 escavatori di ultima generazione prodotti dalla giapponese Hitachi. Si tratta di macchinari elettrici a 0 emissioni, l'uso dei quali in un contesto quale il vecchio scalo è stato considerato una sorta di test. Il test è concluso positivamente. Noi in questo cantiere abbiamo utilizzato 3 tipologie di escavatori e tutti 100% elettrica, e tutti avranno la possibilità di essere ricaricati quotidianamente. Quindi siamo riusciti in ogni caso, pur utilizzando escavatori elettrici, a realizzare le opere che avevamo in programma. Questo pomeriggio i risultati di tale sperimentazione sono stati oggetto di un incontro al Centro Congressi che, oltre a fare il punto sulle future potenzialità di tali soluzioni, di fatto ha consentito alla Regione e al Comune di sottolineare una volta di più il proprio impegno in tal senso. Anche a livello di lavori pubblici, anche a livello di importanti interventi come quello che viene fatto a Portovecchio, si può utilizzare dei strumenti, degli escavatori che hanno in qualche modo la sostenibilità nel loro DNA, e Adriacos da questo punto di vista è un'impresa che nel tempo ha dimostrato grandissima attenzione verso questo obiettivo. Così abbiamo fatto già da anni con il progetto Noemix, quando la Regione si è dotata di un parco importante di centinaia di veicoli elettrici con ricariche però da fonti rinnovabili. Quindi non solo annunciamo la transizione ecologica e quella energetica, ma anche la decliniamo per quanto riguarda la nostra competenza. Il Comune, è noto, guarda lo sviluppo del Portovecchio con un'attenzione massima ad ogni elemento. Il test non solo può dirsi superato, ma può essere pure considerato un esempio di buona pratica. E siamo contenti che sia stato scelto il Portovecchio come primo cantiere in Italia per sperimentare queste macchine, che sono utili non solo sotto il profilo ambientale, ma anche perché consentono di lavorare in aree e situazioni dove c'è una incompatibilità con l'emissione di gas. Allora, a diretta conseguenza della notizia data 2 giorni fa su Tele4, ovvero la condanna definitiva di Don Paolo Piccoli per il delitto di Don Rocco, le dirette conseguenze: arrestato dai carabinieri Don Paolo Piccoli, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo la sentenza della Corte di Cassazione emessa martedì scorso, che, respingendo il ricorso della difesa, ha reso definitiva la sentenza di condanna a 21 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Il sacerdote di origini venete, ancora incardinato della curia dell'Aquila ma a riposo, è ritenuto responsabile della morte di Monsignor Giuseppe Rocco, avvenuta appunto il 25 aprile 2014 nella Casa del Clero di Trieste. Secondo l'accusa era stato ucciso con un'azione combinata di soffocamento e strozzamento. Ora Don Piccoli si trova piantonato all'ospedale al Policlinico Gemelli di Roma, in attesa di capire se le sue condizioni di salute ovviamente consentiranno poi il trasferimento al carcere, oppure se dovrà rimanere ancora piantonato in ospedale. Di questo poi naturalmente vi riferiremo prossimamente. Tutto per quanto riguarda il telegiornale meridiano di Tele4. Appuntamento a questa sera alle 19:30 con il TG della sera, 21:10 invece appuntamento con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti con Ring. Restate con noi.